Fischi e rumore di mestoli che sbattono sulle padelle. Questa è la protesta degli abitanti di Siculiana. Il paese della provincia di Agrigento ha da anni al suo interno l'ex hotel Villa Sicania, diventato punto di accoglienza dei migranti che sbarcano in Sicilia. Ma in piena emergenza Covid la questione si fa complessa e delicata. Se già noi rischiamo di fare un assembramento e manteniamo le distanze, figuriamoci 70 persone, che sono un numero considerevole. Quindi dico, è anche logico chiedersi se all'interno della struttura ci siano, come dire, degli accorgimenti che permettano di separare i nuovi arrivati da quelli preesistenti. Se così non fosse, veramente c'è un provvedimento che chi l'ha adottato in barba alle elementari disposizioni che in questo momento governano l'emergenza Covid, cioè siamo sostanzialmente lasciati in balia di noi stessi, perché il rischio del focolaio c'è, non lo sappiamo, ma siamo in pieno centro abitato. E se Siculiana è il punto d'arrivo, Porto Empedocle e Lampedusa sono gli anelli della catena, perché l'ultimo caso fa registrare un barchino con a bordo 32 persone è arrivato a Lampedusa ed i migranti sono stati trasferiti con il traghetto di linea a Porto Empedocle per essere poi alloggiati nella vicina Siculiana. Anche perché la nave messa a disposizione dello Stato per la quarantena dei migranti è ferma a Palermo. Sono stata contattata in tarda mattinata da Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, la quale mi ha chiesto la possibilità di far sbarcare queste persone a Porto Empedocle. Io naturalmente ho evidenziato tutta la problematica di cui voi siete a conoscenza, cioè che in realtà se un decreto interministeriale arriva a dichiarare i porti italiani come porti non sicuri per l'ONG, il problema non è il mezzo con cui arrivano i migranti, il problema sono i migranti stessi. Evidentemente però, poiché si trattava di uno sparuto gruppo di migranti e nelle quali c'è una prevalenza assoluta di donne, giovani e anche in stato di gravidanza e bambini, e mi è stato assicurato che immediatamente saranno trasferiti dopo il loro arrivo, non ho opposto resistenza in ragione della tutela comunque della vita umana, soprattutto della vita dei più deboli, specie donne e bambini. Prova a rassicurare i suoi cittadini il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella, ma ancora non c'è nessuna soluzione. Non gli resta dunque, stretto tra i due fuochi, che chiedere pazienza e ribattere sulle criticità. Sicuramente sta aumentando la tensione, noi in effetti siamo qua, io presente con i rappresentanti delle forze politiche presenti nel territorio proprio per calmare in qualche modo gli animi dei siculianesi che si trovano a casa da 45 giorni senza poter uscire e quindi poi vedono magari questi migranti che giocano a pallone, che non rispettano le regole di distanza, le regole di sicurezza a cui bisogna ottemperare. Quindi abbiamo preferito venire noi qua per rassicurare, dicendo alla cittadinanza state calmi, che noi in qualche modo abbiamo un dialogo, un confronto sia con il signor prefetto, con il quale domani io mi sentirò anche in videoconferenza unitamente al signor questore. Quindi le istituzioni devono lavorare per superare questo momento. Partendo dal fatto che la struttura in qualche modo è piena, ci sono 70 migranti, che in un momento come questo di gravi crisi sanitarie, di emergenza sanitaria, le regole vanno rispettate a tutti i costi, perché rischiamo di fanificare tutto il lavoro, il comportamento di buonsenso tenuto dalla cittadinanza.